no? Volevo dire due cose. Uno sui limiti. È evidente che ha fatto bene, a mio avviso, la Regione Veneto a mettere dei limiti più rigidi sull'acqua potabile. Bisogna ragionare sulle falde, sull'acqua che viene rimessa, bisogna capire, e devo dire che l'obiezione che è stata fatta, se non sbaglio, da qualche ministero di dire ma abbiamo chiesto all'Europa di farlo, non è un'obiezione convincente. La Regione Veneto ci ha dormito sopra, ma adesso che il problema è emerso, è chiaro che i limiti che si fissano devono valere per tutta Italia. È emerso un nuovo problema, capiamo come si fronteggia. Del resto questo è quello che prevede un'altra legge che abbiamo approvato in questa legislatura, sempre la mia prima firma. È la legge sulla... Io un po' più indietro perché c'ho la Z. Sì, che è la legge sulla riforma delle agenzie ambientali, che prevede che ci sia una cosa, adesso un acronimo che si chiama DEPTA, che significa un livello unico, diciamo, per capirci, di standard ambientali che deve valere per tutta Italia. Questo è il caso in cui questo deve valere, no? E trattare da un lato con serietà la questione, ma dall'altro anche con rigore eventuali omissioni, sottovalutazioni o imbrogli che sono stati fatti, serve anche per cauterizzare il futuro. Io voglio dire questo, come ho detto prima, che io sono molto convinto, non ne parlo adesso, per un'altra occasione eccetera, di dire che noi siamo forti se scommettiamo sul fronte dell'innovazione. È così in Italia, vale per le rinnovabili, per l'auto elettrica, per le beni di qualità, vale per tutto la nostra economia. Ma dobbiamo cauterizzare un passato che è stato un passato molto duro, in cui anche con grande consenso popolare si riteneva che inquinare fosse necessario per lo sviluppo. Questa è una cosa che è stata molto condivisa. Guarda, io ho sempre a mente un brano del piano regolatore di Venezia, che mi sono andato a recuperare, che è stato del 1962, e sono le norme tecniche del piano regolatore di Venezia del 1962, in cui si dice, tenete conto, sono gli anni in cui nasce Marghera e sono gli anni in cui nasce anche l'Italsider di Taranto, sono quegli anni lì, no? Si dice in queste norme tecniche, sembra incredibile che dice dove le presa nell'Inghilterra dell'Ottocento, no? No, si dice nel 1962, nel piano regolatore di Venezia, nella zona industriale di Porto Marghera troveranno posto prevalentemente quegli impianti che diffondono nell'aria fumo, polvere o esalazioni dannose alla vita umana, che scaricano nell'acqua sostanze velenose che producono vibrazioni o rumori. Fatta, come si suol dire, no? Ecco, allora la salute dei cittadini, l'ambiente, il futuro, ma anche cauterizziamo scelte che distruggono il futuro. Io penso che in questa vicenda c'è anche un pezzo di questo ragionamento. Oltre a salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini, dobbiamo cambiare nettamente rotta, perché su questa rotta non c'è occupazione, non c'è economia, non c'è benessere, non c'è salute, non c'è vita.